sono presenti in aula l'avvocato Amato, l'avvocato Attanasio, l'avvocato Spinello, l'avvocatessa Danna, l'avvocato Gulisano, e l'avvocato Libera, l'avvocato Fichera, l'avvocato Antille, l'avvocato Nino Papalia, l'avvocato Reina, l'avvocato Franco Russo, l'avvocato Rizzo, l'avvocato Giuffrida, l'avvocato Strano Tagliareni Curcuruto, e poi c'è vedo anche gli avvocati il suo nome, per favore. Mi sfugge, ecco, l'avvocatessa Anna Ruggeri, l'avvocato Calderone e l'avvocato al microfono, per favore. L'ha sentito? Giorgio Colangeli, Presidente. Grazie. Presidente, mi scusi, sostituisco anche l'avvocato Catania momentaneamente, sta per arrivare. Sì, grazie. E allora l'avvocato Spinella sostituisce il difensore assente. C'è anche l'avvocato Carmelo Calì. Chi prende la parola? Pubblico Ministero? Signor Presidente, l'ufficio del Pubblico Ministero, che aveva già disposto l'acquisizione della registrazione dell'udienza di ieri, ha avuto modo di ascoltare tutta la registrazione e in particolare la parte finale, e quindi fa richiesta affinché la Corte voglia disporre l'ascolto della parte finale della registrazione. Ritiene il Pubblico Ministero che vi sia stato un equivoco nella comprensione di alcune risposte date dal teste e quindi ritiene necessario, al fine di chiarire quello che è avvenuto ieri, innanzitutto dare contezza a tutti attraverso l'ascolto della registrazione. Presidente. Penso che si possa disporre, in conformità con quanto richiesto dal Pubblico Ministero, che si possa disporre il riascolto della registrazione dell'ultima parte dell'udienza di ieri. Però prima io volevo sentire l'imputato Santa Paola Benedetto, perché ieri sera, prima che io interrompessi l'udienza, aveva chiesto la parola e gli avevo detto che ne avremmo riparlato stamattina. E allora, se ritiene l'imputato Santa Paola di prendere la parola, lo faccio accompagnare qui. Mi date la linea sulla prima cabina, per favore. Prego? Dopo sentite il test. Bene. Allora dispongo intanto che il riascolto dell'ultima parte dell'udienza, quella parte in cui il Pubblico Ministero dice che c'è stato una errata comprensione Probabilmente c'è stata un'errata della dichiarazione del test. E la parte... Cioè dopo l'intervento dell'avvocato Napoli? Sì, iniziando l'intervento dell'avvocato Napoli. Iniziando l'intervento dell'avvocato Napoli. E dovrebbe essere alle ore 22:20 segnato sul nastro di registrazione.
Signor Presidente, io non so cosa hanno sentito i presenti in Aula, ma il Teste ha risposto, ascoltando più da vicino anche in cuffia la registrazione, chiaramente ha detto Pippo Santapaola, così come all'inizio dell'esame aveva fatto a domanda del pubblico ministero. Se era questo che ha generato poi la reazione di qualche imputato in Aula. Almeno questo è quello che ha ascoltato il pubblico ministero, e se ritiene... C'è qualcuno che sostituisce l'avvocato Napoli? Presidente, io sono condifensore assieme all'avvocato Napoli. Allora mi pare che la cosa più semplice sarebbe quella di rifare la domanda al testo. L'avrei fatto in ogni caso. Comunque mi pare di aver sentito Pippo anche a me, come devo dire, però vedremo ora cosa chiarirà il Teste nitrico. Voglio dire, allora, se lo ritiene necessario, avvocato Strano, se non lo ritiene necessario, No, una volta che lei mi dice che si è sentito, io francamente non... Beh, comunque, dico, abbiamo avuto questa non l'ho sensazione... percepito distintamente. Neanche io, Presidente, ecco, però siccome l'ha sentito meglio il pubblico ministero in cuffia e ci dice che ha capito Pippo, io non ho motivo di dubitarne, però siccome il test io devo proseguire il controesame, quindi sarà chiamato ad altre risposte, gli faccio pure questo e così chiariamo allora, l'equivoco, se c'è di equivoco si è trattato. Grazie. Mi dovrebbe spostare questa sedia e un microfono qui di fronte a me. Grazie. Sì. Così. Forse l'altro microfono, sì. Allora, poi introdurrà Litrico Matteo, grazie. Presidente, io le chiedevo se potevo essere io, avvocato Attanasio, se potevo essere io iniziare il controesame perché dovrei allontanarmi per un altro impegno, se i colleghi consentono. Se non ci sono difficoltà per gli altri difensori... No, Presidente, d'altronde l'unico che potrebbe fare obiezioni sono io, perché il controesame è della difesa di Santa Paola, ma non c'è problema se inizia l'avvocato Attanasio. Va bene, grazie. Si accomodi. Allora, proseguiamo con il controesame del signor Litrico Matteo. Avvocato Attanasio? Sì, grazie. Avvocato Attanasio, difensore di Cristaldi Salvatore. Signor Litrico, lei ieri ha riferito di conoscere i fratelli Cristaldi da oltre 30 anni perché anche lei vive nel quartiere di Ognina, lo conferma? Conosce della famiglia Cristaldi? I fratelli Cristaldi chi? Io conoscevo anche il padre, fratelli Cristaldi, il nome non mi ricordo. Un po' più forte. Sì. Cioè, vedo di avvicinarsi il microfono. E come ho riferito ieri, io conosco i fratelli Cristaldi, però non eravamo amici, una conoscenza così, ci vedevamo, non sono di voglia e basta. Sì, le chiedo scusa, lei quanti anni ha? Io 62. Quindi 30 anni fa lei si fa fare il conto quanti anni avevano i fratelli Cristaldi? Li conosco da ragazzi. Sì, voglio dire che 30 anni fa... Da 30 anni quando erano giovani. Sì, voglio dire che avevano 8 anni, 30 anni fa. Come dicevo prima, ho conosciuto anche il padre. Che cosa faceva il padre? Non mi ricordo.
Cioè lei ieri ha riferito di un deposito di carni del padre di Cristaldi. Lei mi può riferire da quanti anni sa che c'è questo deposito di carni? Mi conosce da 30 anni? No, non ricordo, ma ritengo che ci sia da una quindicina d'anni che esiste questo deposito. No. Così non è che posso dire approssimativamente. No. Perché non avevo rapporti di amicizia né altri rapporti praticamente. Mi riferisco a quello che lei ha detto che conosceva, diciamo, queste persone perché erano nel suo quartiere. Sa dire qual è la composizione familiare, quanti sono i fratelli? Siccome lei ha indicato come uno dei fratelli fosse fidato di una determinata persona, da che cosa lo ha dedotto? Glielo ha riferito qualcuno? Sì, si diceva nella zona di oggi praticamente. Cioè, cosa si diceva? Ripeto, si diceva. Che veramente Venerando Cristaldi aveva questo deposito di carne all'ingrosso e quindi era vicino alla famiglia Santa Paola. Cioè, veramente il deposito, lei ha detto che l'aveva il padre. Personalmente? Personalmente non mi risulta che io non sono a conoscenza di nessun rapporto con altre persone. Grazie. Un'altra domanda. Signor Litrico, lei è stato condannato con sentenza 27 o 23 luglio 93? Lei si ricorda qual era l'imputazione? Ne ho avuto due, io non mi ricordo quale. No, per una credo che sia stata assolta ed era estorsione in compagnia di Samperi. Le leggo l'imputazione e lei mi dice se è questa. Litrico Matteo, Gunnella Aristide, Bonaccorso Anna. Sì, le chiedo scusa, mi lasci finire perché è importante sapere chi sono i suoi corri. Per il reato di quegli articoli 81, 110, 112, 96 DPR 357 per avere compiazione esecutiva del medesimo disegno criminoso, Pulvirenti Alfio, Litrico Matteo e Gunnella Aristide in concorso fra di loro con altre persone non identificate al fine di ottenere voti elettorali di preferenza a vantaggio del primo candidato nella lista del PRI alle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, promesso denaro ed altre utilità a Pulvirenti Angelo, Brundo Maria, Famoso Giacomo, Bonaccorso Anna, Privitera Mario e Verdi Giuseppe, che ne accettava la promessa e per accordo con quest'ultimo, con l'aggravante di essere concorrente, in Catania nel maggio e giugno del 91. Lei conferma questo? E poi vi è l'altra imputazione per reato per avere utilizzando la forza dell'intimidazione, eccetera. Lei sa che questa sentenza è divenuta definitiva? Questa sentenza 27.793 è esecutiva. Perché l'avvocato asciutto non ha fatto appello. Sì, non mi importa. Voglio dire che è divenuta esecutiva sia nei suoi confronti e definitiva sia nei confronti anche degli altri imputati, credo nell'ottobre 93. Quindi lei sa che questa sentenza è come se fossero le 12 tavole? Sì, lo so. No, voglio dire che è verità rivelata. Certo. E che nel contesto della sentenza, che poi mi riservo, signor Presidente, di chiedere di acquisire agli atti, si dice che nel presente processo l'imputato reo confesso e collaborante, la sentenza è del luglio, credo l'imputato sia collaborante dai primi del 93, con gli organi di giustizia, vale la pena rilevare dall'esame dell'imputato alcune cose. Litrico si è visto, afferma di essere sotto pressione per il pagamento di un debito. C'è opposizione, qual è la domanda? Gliela faccio subito la domanda, la faccio Presidente. senza Se conferma quello che è scritto in sentenza e che si... Deve confermare una dichiarazione che non è sua, fatta dal relatore della sentenza? Signor Pubblico Ministero... C'è opposizione. Scusi, sì, l'opposizione è pertinente se non è, tra virgolette, se non si riferisce a una dichiarazione. No, Presidente, accolgo l'opposizione, voglio allora, dire che il relatore della sentenza riporta le confessioni dell'imputato. Allora, se l'imputato conferma che ha detto che Gunnella arrivò con 40 milioni in una valigia,
Questa è la domanda. La domanda. C'è opposizione su questa domanda? Può rispondere. Poi 40 milioni, non so, consolta, non ricordo bene, penso che si compri 30-40 milioni. Se Gunnella diede, secondo le sue dichiarazioni, prima 10-20 milioni a Pulvirenti Angelo perché si interessasse per la elezione di Pulvirenti Alfio, Sì. le posso chiedere se lei ricorda di aver reso il 27 aprile del 1993 una dichiarazione, cioè prima della sentenza, prima della emissione di questa sentenza, siamo 7 mesi prima, dichiarazione del tutto contraria, e praticamente le ricordo che ella ebbe a dire che invece le allargarono le braccia perché vi era stato altro impegno. Quale delle due è la verità? Allargarono le braccia chi, mi scusi? E le persone, il signor Pulvirenti Giuseppe. No, io non ho mai contattato personalmente il signor Pulvirenti Giuseppe, non ha fatto mai queste dichiarazioni. Non l'ha mai fatta? Io ho contattato semplicemente Pulvirenti Angelo, Labrundo e altri. Vabbè, voglio dire, le disse Pulvirenti Angelo o Labrundo che non c'era nulla da fare? No signora, no, dissero che potevano fare danno, poi me lo dissero altre persone che loro non potevano fare niente. Si vuole spiegare meglio, per cortesia? Pulvirenti Angelo non mi disse Labrundo che non potevano fare niente, anzi mi dissero che potevano fare moltissimo perché si sono presi i soldi, anzi. Poi l'ho saputo da altre persone che non potevano, che loro non erano al chiamo, non avevano la possibilità. Mi scusi, faccio la domanda più precisa. Il 27 aprile del 1993, prima che venga emessa la sentenza nei confronti suoi, di Gunnella e di altri, lei dice già di sapere che era avvenuto questo voltafaccia, sicché devo ritenere che ella avesse il tempo, prima della emissione della sentenza del 1993, di evitare che degli innocenti andassero in carcere. C'è opposizione da parte dell'accusa, Presidente. Qual è la domanda? No, mi scusi, qual è la domanda? Mi spiace. Più specifica. Forse non sono molto chiaro, Presidente. La sentenza viene emessa perché vengono accettati quattrini per sostenere la candidatura del signor Alfio Pulvirenti del PRI. In altra deposizione, che è precedente alla sentenza, è una deposizione, un interrogatorio reso, mi pare, allo stesso PM che aveva fatto le indagini per quel processo in cui imputati di voto di scambio erano appartenenti al Partito Repubblicano, il signor Litrico dichiara che invece non gli avevano accettato i quattrini, o comunque non avevano accettato la sollecitazione del voto di scambio perché la stessa organizzazione si era impegnata verso altro partito. Ha confermato questa circostanza dell'interrogatorio? Non è stato Pulvirenti Angelo, non mi riferivo, ma questo qui me l'hanno detto Salvatore Prezioso e Andrea Ventura. Quindi non faccio un problema di nomi, voglio dire, credo che fosse un nome di organizzazione. Io ho detto semplicemente che il Pulvirenti Angelo e la Brunda avevano preso soldi e si erano impegnati a portare a morire l'avvocato Alfio Pulvirenti, però che successivamente nel 91, alcuni giorni prima dell'elezione, 10 giorni prima, ho parlato con Salvatore Prezioso e Andrea Ventura, i quali mi dissero che non potevano fare niente perché erano impegnati con Salvatore. Questa è la mia risposta. Praticamente lei diede i quattrini e il signor Gunnella diede i quattrini così, malgrado... Ma non sapevano, scusa. Ah, non lo sapeva, va bene, abbiamo... Presidente, mi basta questo...
questa dichiarazione. Intendo dire che malgrado alla data del 93, del luglio 93, si sapessero queste circostanze, vengono condannate delle persone che non hanno... Ma che osservazioni sono queste, avvocato? No, posso fare delle osservazioni. Comunque non sono dirette all'esaminando il testo. Ecco. Presidente, non dobbiamo scandagliare, credo che dobbiamo scandagliare la credibilità. Se non è sufficiente lo scandaglio, lei continui con le domande. No, la credibilità del test, Presidente, la credibilità del test, no, ho finito. Può fare altre domande. Bene. Presidente, per cortesia, mi dovrei allontanare una ventina di minuti. Non sono io il dominus della situazione in questo, avvocato Spinella. Lei chieda il permesso agli altri difensori. Lo chiedo anche agli altri difensori, chiaramente. Senti, se per altri difensori si intende il sottoscritto. Era in corso la situazione. Come era stato nominato difensore? Volete disattivare i microfoni? Era quando si è sospesa l'udienza ieri sera. Avvocato Attanasio, per favore, il suo microfono. Ecco, perfetto. L'hanno spento. Voleva comunicare, credo che soltanto la sua sostituzione. E per la sostituzione, avvocato. Non deve procedere a Come era contestare. stato nominato difensore d'ufficio per quelli che erano sprovvisti di difensori, per questo gli ho voluto comunicare, se no non ci sarebbe stato motivo. Cioè, non deve procedere a contresame, voglio dire. No, io no. Va bene. La ringrazio e mi scusi. Allora, l'avvocato Orazio Pulisano in sostituzione dei difensori assenti. Chi prende la parola? L'avvocato Strano? Sì, Presidente. Signor Litrico, lei ieri sera ha risposto prima della sospensione dell'udienza ad una domanda. Io gliela vorrei rifare. Lei ha sostenuto di avere regalato delle mansarde, o una o più mansarde, a Santa Paola Benedetto. Lo ricorda e lo conferma? Signore, io ho detto, scusi, lo ripeto dopo che ho saputo che è successo, ho detto Giuseppe Pippo Santa Paola. Non ho detto, se si possono sentire le registrazioni, va bene che ho detto Pippo Santa Paola. Scusi, la domanda è diversa. Lei ha detto ieri, può darsi che io ricordi male, o comunque non le ricordo cosa ha detto ieri. Lei ha mai regalato o dato mansarde, venduto, ceduto comunque delle mansarde a Santa Paola Benedetto? Ci può dire l'inizio della sua partecipazione alla ASCO e il momento in cui lei abbandonò la ASCO? Nel 1973 la partecipazione e fine dell'89-90 sono uscito dalla preghiera. Il sequestro da parte dell'autorità giudiziaria del cantiere di cui ieri ha parlato lei, in che anno è avvenuto? Credo 75-76. 77 massimo, più questo no. Senta, ieri lei ha parlato di una riunione avvenuta presso lo studio di un avvocato. Io non ho preso nota, però ricordo questa circostanza. Ci può dire chi era l'avvocato? L'avvocato Siccone. In quale anno è avvenuto? Ma in quello degli anni 77, 76, sembra lo stesso anno. E qual era l'argomento di questa riunione? L'argomento era il sequestro del cantiere che ci era stato sequestrato dalla magistratura. Chi era presente a questa riunione? Sono presente, c'ero io, praticamente Santa Paola, c'era... Santa Paola chi, scusi? Santa Paola, poi c'era praticamente Spambinato, l'avvocato Zeppone, e in rivolta c'era il dottore Lucchese e il sindaco di allora, se mi ricordo bene, si chiamasse Sciuto, perché il primo era Lombardo, l'avevano arrestato quando è stato sequestrato il bambino. Signori, a questo punto mi corre l'obbligo di fare un avvertimento per le parti.
Si tratta di questo. Noi stiamo parlando di un periodo di tempo in cui il coinvolgimento di persone che avevano o esercitano certe funzioni o certe professioni, secondo il mio punto di vista dovrebbe essere al di sopra di qualsiasi sospetto. Tuttavia, siccome si dà adito ai mezzi di comunicazione di massa per delle illazioni che secondo me sono ingiustificate, così come ho visto leggendo e mi è stato riferito leggendo certi articoli di stampa stamattina. E inoltre questi fatti possono costituire oggetto di indagine a carico di magistrati, di cui, in ordine alle quali non è competente territorialmente la Procura di Catania. Per i fatti che verrebbero addebitati al dottore Lucchesi da parte del collaborante e che eventualmente possono formare oggetto di indagine, non c'è posto per la conoscenza in questa Aula. Quindi prego le parti di astenersi dal porre domande specifiche su questo tema. Prego, proceda, Avvocato Strano. Presidente, scusi, per capire bene il senso del suo discorso, che è stato peraltro chiaro fino quasi al limite. Il problema per cui noi non dovremmo indagare su questo terreno è perché la magistratura catanese non è competente su eventuali reati addebitabili al dottor Lucchesi. Ma se io devo parlare di una riunione alla quale storicamente era presente il dottore Lucchesi, mi dica lei come posso fare? Signori, ci muoviamo su un terreno molto accidentato e tutto viene riservato al buonsenso e al senso della misura di ciascuno di noi. Presidente, sul senso della misura io credo di poter dire che ne sono provvisto ampiamente. Così come facevo ieri sera il discorso con l'Avvocato Attanasio quando viene coinvolto il nome dell'onorevole Salvandò. Voglio dire, io posso fare raccomandazioni e affidarmi al buonsenso di ciascuno di noi. Io l'accolgo, Presidente. Io, se mi permette un'osservazione, io sono d'accordo con lei, però mi pare che uguale principio dovrebbe valere per tutti coloro che non hanno veste processuale. Noi altre volte abbiamo fatto questa obiezione, la Corte per carità è rimasta, forse oggi mi pare che puntualizzi il suo pensiero, ma io dico che ogni soggetto che non ha veste processuale, che non è imputato, dovrebbe essere tagliato fuori dal processo, cioè questa sensibilità non la possiamo avere solo perché in questo caso si tratta di un rispettabilissimo magistrato, Presidente. Non è questa la ragione per cui ho chiesto di acuire la sensibilità rispetto a questi due soggetti, non è questa la ragione, Avvocato, per i magistrati di questo distretto e perché sui fatti che li riguardano c'è una ragione di competenza. C'è un problema di competenza. Per altre persone che siano soggetti in questo momento a procedimento penale ci sono altre ragioni. Per tutti gli altri io non condivido il suo pensiero, né mi pare che sia condiviso da altri. Naturalmente lei esprime la sua opinione, noi la verbalizziamo. Siccome altre volte ho fatto opposizioni, per quello che ne viene fuori. Allora proceda, Avvocato Strano, grazie. Io cercherò, Presidente, di seguire la sua raccomandazione sotto quell'aspetto della competenza territoriale. Però alcune domande le devo fare, ma le assicuro che non mi allontanerò dal terreno di quanto lei ha detto. L'oggetto di questa riunione, signor Litrico, erano rimedi legali per ovviare a quel sequestro o rimedi di altro tipo? No, per il sequestro del cantiere. Sì, dico, i rimedi erano di natura tecnica, processuale, o si cercavano degli accomodamenti extraprocessuali illeciti o meno? Ma praticamente questi, appunto, il detto ieri sera, queste vicende sono state rilasciate non conformi, perché allora non c'erano né opere di urbanizzazione né opere primarie, opere secondarie, quindi era un terreno agricolo che tutto ad un tratto, non so per quale macchingegno, diventò praticamente è stato comprato come terreno agricolo. E poi subito è stato edificato perché mancavano tutte opere
rilasciato nuove licenze. Mi scusi, signor Lidio, forse io non sono stato chiaro. Premesso che c'era questo sequestro che lei ritiene fosse legittimo, dobbiamo capire perché ha riferito che c'erano delle irregolarità nelle licenze. Bene, questa riunione, a quello che riferisce lei, era mirata e finalizzata alla ricerca di rimedi per il dissequestro. Siamo d'accordo fino a qui? Bene. Allora, mi dovrebbe chiarire se l'oggetto e i rimedi, l'oggetto dell'esclusione era questo, se nei rimedi furono indicati rimedi processuali leciti o rimedi extraprocessuali, leciti o illeciti, per esempio corruzioni, ecco, per dirla chiara. Praticamente leciti non era possibile, perché nessuno poteva sanare in un paio di mesi, un anno, 2 anni, che ci voleva cosa doveva fare anche il piano regolatore al comune di San Gregorio. Quindi è venuto il commissariato, il commissario regionale, chiamato dalla persona che abbiamo menzionato praticamente poco fa, e lui ci ha consigliato di rifare un nuovo progetto invece di 7 licenze, di farne 9 praticamente, diminuendo un po' la cultura, però praticamente non era, mancava sempre l'organizzazione, d'accordo col sindaco, nelle riunioni che sono state, poi sono state rilasciate queste licenze praticamente edilizie. Allora, Avvocato Strano, sì, va bene, mi dispiace ma devo interrompere il controesame su questo punto. Approfondire su questo argomento non mi sembra più conseguente alle premesse. Presidente, che avevo già deciso di interrompere, però le dico con altrettanta chiarezza che se avessi avuto altre domande probabilmente le avrei chiesto di porle, però siccome non ne ho, su questo punto possiamo tranquillamente chiudere su questa riunione. Però le devo dire, Presidente, che io devo fare delle altre domande, perché non è che si tratta di incontri privati o comunque di incontri limitati al collaborante e al magistrato in questione, che peraltro è stimato da tutti noi. Il problema è se ci sono altre persone, noi dobbiamo andare a verificare se la presenza o meno di altre persone ai fini della credibilità del test. Questo è il punto mio. Io poi sulla specifica attività del magistrato, se vuole mi astengo da fare domande, e d'altro canto non avrei neanche avuto intenzione di farne, però non mi posso fermare. Presidente, ti dà la parola. L'ufficio del pubblico ministero condivide pienamente l'osservazione fatta dal difensore che ha poc'anzi parlato. Si procede per un delitto associativo e ha ritenuto sin dall'inizio dell'attività investigativa l'ufficio del pubblico ministero di dover verificare tutti quei fatti che potessero in qualche modo dimostrare o dare una certa valenza all'associazione mafiosa di cui si discute. Fra l'altro, tutti i fatti che possono in qualche modo riguardare gli imputati di questo processo, appartenendo la competenza di questo processo a un giudice funzionalmente competente, perché dovranno essere valutati anche omicidi posti in essere secondo il programma delittuoso dell'associazione, impone ad avviso del pubblico ministero, ove necessario, la verifica di ogni circostanza, proprio perché ha attinenza a quegli intrecci e a quella stessa esistenza dell'associazione malavitosa di cui si discute, signor Presidente. Signori, noi discutiamo sempre di bilanciamento di interessi. Allora, qual è la domanda, Avvocato Strano? Al fine di trovare questi rimedi, quante riunioni furono fatte? Ma diverse, una ventina. Io partecipai a 4-5 riunioni, che poi partecipavo dopo il signor Scambinato, con suo genero, era il ragioniere della ditta. Quelle alle quali ha partecipato lei, dove avvennero? Ma qualcuno in cantiere, qualcuno è venuto praticamente dall'avvocato a Corso Italia.
Lei ha detto che ha partecipato a 3 o 4, no? 5, vabbè, 6. Diciamo che non ci spostiamo da questi numeri. E questi avvennero, più o meno lei ricorda se ne avvennero nella proporzione di metà in cantiere e metà nello studio dell'avvocato, oppure in proporzioni diverse? No, di più, penso un 3 nello studio e un 2 nel cantiere. Bene. Queste sono le uniche alle quali lei ha partecipato? Sì, poi mi riferiva più Giuseppe Spandinato. Senta, allora io le dovrei fare una contestazione. 25 maggio del 93, sentito dalla Procura della Repubblica, come assunzione di informazioni, lei dice, con riferimento a questo sequestro: siamo negli anni 70, spesse volte mi è capitato di andare a pranzare alla Costa Azzurra con lo Spampinato Giuseppe, Nitto e Giuseppe Santapaola, Carletto Campanella e Salvuccio Marchese. Ricordo che a quei pranzi partecipò anche Alfio Ragusa, titolare della PAMCAR. Per essere più preciso, devo anche dire che a quei pranzi, ma non a tutti, pranzi che potrei definire di lavoro, in quanto si dovevano definire alcune attività dell'ASCO e risolvere problemi che la stessa società incontrava nell'esecuzione dei lavori, partecipò il giudice Paolino Lucchese. Mi pare che questa sia la parte che interessa ai fini della contestazione, cioè lei dice oggi che le riunioni con quei presenti avvennero nella... Scusi, il tema della contestazione è questo: lei ha detto che le riunioni avvennero nello studio di un avvocato, che è una sede logica, e in cantiere, che è una sede altrettanto logica. Poi però ha escluso che vi fossero state altre riunioni. Sentito solo dal pubblico ministero, lei ha detto che alcune di queste riunioni avvennero alla Costa Azzurra. Ecco, questo è il tema della contestazione. Io confermo che sono venuto anche alla Costa Azzurra, non l'ho dimenticato, ma sono stati tantissimi anni, non è che dico, ho detto cose diverse. Alcune riunioni così si faceva, si cenava o si pranzava, di solito si pranzava, e altre l'abbiamo fatto dallo studio dell'avvocato e altre in cantiere. Senta, lei ha parlato ieri di un pranzo, sempre alla Costa Azzurra, con 4 persone, e credo in più lei, se ho capito bene. Cioè, 3 di queste persone erano il dottore Piazza, Santapaola stesso, Santapaola Benedetto e Spampinato Giuseppe. In più c'era un'altra persona e lei. Sì, bene. Lei ne ha parlato specificamente di questo pranzo. Ci può dire per quale motivo lo ricorda particolarmente? Qual era l'oggetto di questo pranzo? Praticamente era il primo, questo era il primo incontro, diciamo, io andavo anche solo a un ristorante, che andavo alla Costa Azzurra, mi ricordo perché abbiamo trovato, ho conosciuto allora il Marchese, Salvuccio Marchese, che era sul nostro tavolo e poi si è avvicinato, l'hanno invitato al nostro tavolo perché non lo conoscevo. Questo in che anno è avvenuto? Posso ricordare 75, 76, 74, non mi posso ricordare bene, sono stati tantissimi anni, quindi... Senta, a questi pranzi dalla Costa Azzurra che lei ha riferito, c'erano persone che poi successivamente non sono imputate oggi, o comunque persone che lei non accusa di essere malavitosi? No, io conoscevo... Non si ammette la domanda. Beh, lei ha accusato alcune persone indicate come partecipanti ai pranzi di essere malavitose, lo conferma? Alcune persone sì, non tutte naturalmente. Bene. Se mi dice il nome io posso dirlo. Bene, se vuole le dico Santapaola Benedetto per esempio, sì. Campanella, ecco, diciamo quelle che lei ha indicato, è solo un titolo esemplificativo. Ora, a questi pranzi alla Costa Azzurra
oltre queste persone che lei ha accusato, c'erano persone che lei non ha nominato o ha nominato senza accusarle di partecipazione ad associazioni malavitose? Non mi ricordo, io conoscevo solo Franco Ariolo, il titolare del ristorante. Se lei mi dice il nome posso dire sì o no. I nomi non glieli posso dire io perché io non c'ero a quei pranzi, era lei che era presente a quei pranzi. Non ricordo, penso che ci sia stato anche il Coco, gli altri non mi ricordo, sono stati, come ho detto, tantissimi anni. In questo momento non ricordo. Senta, lei quando ha deciso di collaborare con la giustizia? A marzo del 93. Marzo 93. Da quel momento lei quindi devo presumere che ha sempre detto e riferito tutto ciò che era a sua conoscenza, come veritiero. Certo. Lei come mai, dico non è inutile che fare una contestazione in questo senso, perché dovrei leggere tutti i verbali di assunzione di informazione, come mai non ha mai indicato questo Coco che invece ha riferito oggi qui nel dibattimento? Non lo so, io ricordo di averle fatte prima dell'operazione nostra maggiore queste dichiarazioni. Guardi, noi abbiamo, la Procura della Repubblica ha depositato tre verbali, uno del 27 aprile, uno del 20 luglio, sempre 93, e l'ultimo è quello che ho citato poc'anzi. 25 maggio. Questo è un raggio della Cassatura, io ho fatto delle dichiarazioni senz'altro, al 100%. Infatti, io le conosco. Dico, come mai lei non ha mai citato? Lei l'ha citato. Alla domanda, perché come mai è in funzione del ricordo o più nitido o meno nitido che Scusi, no, dottore Bertone, mi scusi, dottore Bertone, lei non può intervenire e suggerire le risposte al litrico, se no Scusate. le faccio a lei. Scusate, signore. Dico, se io ho premesso, non leggo, se vuole, Presidente, io leggo questi tre verbali integralmente e si potrà rilevare che non ha fatto mai il nome di Coco. Se questo sembra un metodo più spedito, io lo posso seguire. Io faccio opposizione, avvocato, perché lei sta chiedendo uno stato d'animo al difensore. Come mai? Faccio una domanda specifica. Signori, una domanda specifica, per quali motivi ha taciuto il nome di i contrasti Coco? fra le parti non dovrebbero avere cittadinanza. Quando c'è un'opposizione e viene motivata, la replica deve essere diretta a chi deve ammettere o escludere la domanda, non a chi ha fatto l'opposizione. Presidente, io faccio notare soltanto io che le dico, l'opposizione è respinta, avvocato Strano, lei può proseguire. Sì, questo e ne ero convinto, Presidente, perché mi pare la domanda sia legittima. Ho solo sottolineato, mi consenta di dirlo, che l'opposizione non può suggerire al testo ciò che deve rispondere. Questo soltanto mi permetto di osservare. Allora, per quali motivi, signor Litrico, lei ha taciuto il nome di Coco in questi 2 anni, 3 anni di collaborazione sincera e completa? Quello di Coco. Perché non me lo ricordato? Me lo sono ricordato. E come mai l'ha ricordato? Cioè, che cos'è che gliel'ha fatto? Ecco, perché come mai sembra una... Cosa gliel'ha fatto ricordare? Siccome io ho tutta una documentazione per quanto riguarda la soluzione familiare, e ciò se lei ne vuole lo posso dimostrare, io anche i pranzi, le fatture che pagavamo alla siciliana, io lo sto ricordando, e alla Costa Azzurra, che pagavo io. Se lei ne vuole io la prossima volta glielo posso portare. E c'è anche la data quando pagavo, perché pagavo sempre io. E poi le posso dire un'altra cosa, un'altra volta, quando io ero assessore, ci siamo incontrati qualche volta, che mi aveva presentato suo fratello. Lei si ricorda perché ci siamo incontrati, per quale motivo lei è venuto all'assessore? Presidente, lei ritiene di intervenire o devo fare le osservazioni io? Può fare le osservazioni che vuole, avvocato Io mi Strano. ricordo, trovo gli appunti, siccome ho tantissimi appunti, una stanza piena di appunti, man mano le leggo quando c'è il tempo e me le ricordo, quando l'intero Presidente, devo interpretare... Scusi, Presidente. Così. Ha chiesto una spiegazione, questa è la spiegazione che ritiene di... No, Presidente, il test vi ha fatto una domanda che
se un interprete malevolo può interpretare come una minaccia nei confronti del difensore di rivelazione di non so di che tipo. Allora il signor Litrico può dire per quali motivi noi ci siamo incontrati quando lui era assessore. Perché lei si è incontrato con l'avvocato Sala Tagliarini quando era assessore? Sì, lo so, però Se è pertinente a questo processo. sto dicendo che lei sono cose, perché noi stiamo incontrati. Ora sto ricordando, in questo momento sto ricordando che sono incontrato con lei, così come se ne ricordato un anno fa, 6 mesi fa, che ho trovato delle fatture anche del ristorante che pagava io, posso anche eseguire altre volte. Ha risposto alla domanda. Successivo. No, era per evitare equivoci facili, Presidente. Non c'era stato nessun equivoco da parte della pubblica. Ne prendo atto e ne ero certo, dottore Bertone. Né interpreti malevoli, avvocati. Da parte della Procura sì, ma non si può mai preventivare che cosa succede. Sono tempi difficili, dottore Marino, lei lo sa meglio di me. Allora, per tornare, questo Coco che funzione aveva nell'ASCO? Questo Coco non aveva nessuna funzione nell'ASCO, era amico del Ragusa, amico di Santa Paola e amico di Spalvinano, quindi non aveva funzione, veniva là sempre, so che aveva questo negozio di mobili, il comparto del mobile. Le chiedo scusa un attimo, Presidente. Quante volte Santa Paola Benedetto è venuto al cantiere? Ma 7-8 volte che io ho visto, 6 volte, 7 volte che ho visto, anche di più. Non aveva detto una volta. Mi riservo di controllare perché ieri mi pare che avesse detto una volta sola, comunque vabbè. Oggi dice 7-8 volte. Più o meno ci può dire qual è l'epoca? L'epoca si tratta del 75, 76, 77. Cioè nel periodo in cui era sotto sequestro il cantiere? Sì, prima e anche dopo. E lei ha avuto colloqui con Santa Paola in quelle occasioni? No, assieme a Spalvinano, perché mi è venuto Giuseppe Spalvinano. Più volte. Santa Paola veniva da solo, accompagnato? A volte qui ero accompagnato da altre persone, a volte una volta se mi è venuto un altro Ragusa. Siete, quali erano gli argomenti delle discussioni durante questo incontro? Le discussioni del incontro erano sempre, si parlava del cantiere e del sequestro del cantiere, quindi come ho detto ieri, praticamente il dottor Lucchesi si è Questi incontri c'era un preavviso oppure erano organizzati o erano appuntamenti oppure erano casuali? Ogni mattina andavo lì, stavo un paio d'ore in cantiere e poi me ne andavo, quindi non era più avvisato. Ho capito. Quindi lei a quell'epoca andava ogni mattina al cantiere? Sì. Quest'epoca che lei ha riferito? Sì. Senta, ma mi spiega cosa andava a fare lei 2 ore ogni mattina in un cantiere sequestrato e quindi fermo? Come cantiere sequestrato? No, io sto dicendo prima e dopo. Il cantiere è stato sequestrato 3-4 mesi, se ricordo bene. Quando è sequestrato c'era una baracca, ci mettevamo ufficio, c'era una baracca che era stata montata in legno praticamente e ci mettevamo là a discutere, che era un ufficio dell'ASCO praticamente. Del cantiere. C'era il telefono, quindi potevamo telefonare. Ma il cantiere era fermo, suppongo, c'era attività? No, non c'era attività. Quindi lei ogni mattina... Se sotto il banco un operaio facevo qualcosa nel lotto, praticamente, ma così a livello, praticamente i cancelli restavano chiusi. Diciamo della piccola attività. Beh. Lei non andava certo... La manutenzione.
lei non andava certo per controllare questa piccola manutenzione? No, io no, perché si interessava solo spambinare. Ma allora ci vuole spiegare perché ogni mattina, anche in quel periodo, lei si era... Quasi ogni mattina, io ho detto sistematicamente, perché io ogni mattina... Vabbè, quasi ogni mattina. Ogni mattina io ci andavo, quando, anche di pomeriggio, non sempre, quando il cantiere era in attività, quando il cantiere era chiuso, e io mi ricordo quante volte, se ci andavo ogni mattina, se un'ora, se mezz'ora, se di sera, se di pomeriggio, ci andavo perché spambinavo e andava lì ogni mattina. Io le avevo fatto una domanda specifica, in quel periodo lei ha detto che ci andava 2 ore a mattina, ora la sta modificando, ne prendiamo atto, basta. Io ho capito che non era quando il cantiere... Signor Litrico, lei durante le risposte può dire quello che vuole, poi sarà la Corte e... No, io non posso dire, se sbaglio poi ricordo una cosa. Certo. Comunque, ora dice quasi ogni mattina, ci possiamo attestare su questo quasi ogni mattina, no? Allora, mi vuole spiegare... Spamminato mi vedevo cosa ogni mattina. No. Andavo al cantiere cosa ogni mattina. Ecco, e ci stava un paio d'ore. Mi vuole dire che attività svolgeva in queste 2 ore quasi ogni mattina? Ho spamminato un'ora, mezz'ora, un quarto d'ora, 3 ore, si stava lì, si discuteva, si facevano piani per il sequestro, si facevano piani per avere i mutui, si facevano tanti discorsi. Quello che c'è da fare in cantiere, l'avvocato che c'era da prendere, quello che c'era da fare, se andare al comune, se fare per la strada, per l'altra strada. In una situazione disastrosa come era, ci sono tante cose da dire fra soci. Interveniva anche, e le posso dire anche mio fratello, in queste, che lui era anche socio dell'ASO. Come si chiama suo fratello? Mario. E quindi le visite, se ho capito bene, gli incontri di Santa Paola furono casuali, in questi 3 mesi. Ora le dico anche io perfettamente, siccome io ero praticamente il fesso del Giuseppe Spambinato, io andavo lì in cantiere anche perché tutti in Spambinato, quando abbiamo rilevato questo terreno, non avevamo manco 1000 lire. E cosa strana, ora l'ho sentito, ho preso dalla stampa e ci hanno sequestrato, anzi confiscato 140 miliardi, è stranissimo. Quindi io le pagavo tutti gli operai, ho tutte le fatture, la mattina gli pagai gli operai a arretrare, perché il mutuo ancora non avevamo avuto, come ho detto prima, e quindi io pagavo un po' la fattura del cemento che era stato dato prima, un po' quello della zola, un po' quello della calce, un po' l'operaio, e ho assegni e dimostrazioni di pago degli operai che io posso, quando dice lei, io lo posso portare domani, dopodomani. Anzi, desidero a questo punto anche fare altre dichiarazioni perché l'hanno fatto uscire a mio fratello con le minacce. Se lei vuole io dico tutto, avvocato. Io non voglio niente, se lei lo vuole dire lo può dire. Lei ha i suoi... Signor Litrico, lei può dire quello che vuole. Se il Presidente le consente di fare dichiarazioni spontanee, si accomodi. Io non tollevo lo posso senz'altro. Lei ha come collaborante ha degli interlocutori istituzionali che sono i pubblici ministeri, quindi può farlo quando crede. Se il Presidente l'autorizza a farlo qua, lo faccia qua. Scusi Litrico, vorrei che si chiudesse l'argomento e si andasse avanti con le domande. Ecco. Senta, lei che rapporti, come definirebbe i rapporti che lei ha instaurato con le persone che lei accusa di associazione mafiosa, cioè con Santa Paola e con Pulvirenti Giuseppe? Guarda, in tutta questa storia, come dicevo prima, io e mio fratello eravamo vittime di questa situazione, cioè noi eravamo, anzi io personalmente, che mio fratello veramente era quello che usciva i soldi, e io, come dicevo prima, lo posso dimostrare anche con estratti di conti bancari, con paghe di operai, quindi io semplicemente quello che mi dicevo Spambinato io dovevo fare, perché poi ho capito che Spambinato praticamente mi imponeva di fare alcune cose, difatti che lo dimostra che io ho venduto delle azioni di 800 il valore di 800 milioni con perizie giurate che ho legato al pubblico ministero per soli 50 milioni, atto notario Scavalieri, febbraio 1989. Quindi si figuri che cosa ero io subivo solo perché dovevo subire, basta. Questi rapporti ho instaurato io. Facevo un viso e gioco. Mio fratello è uscito perché ha detto che ci denunziava anche
fatte dal 10% che avevo dato io a mio fratello, ci abbiamo dato il valore di circa 4-5 milioni. Quindi se mai invece io ho avuto solo 50 milioni e ho speso 15 anni della mia vita. Senta, lei ci ha riferito questo suo stato di succubanza che è dall'inizio, dal 73 che iniziò questa vessazione nei suoi confronti, fin dall'inizio. Se vuole sapere perché non le posso rispondere, io lo ricordo precisamente. Io incontrai lo Spandinato nel fine del 73, ricordo è stato novembre del 73, lo conoscevo fin da ragazzo, come avevo detto prima, fin da ragazzino, e mi disse, sai, c'è un terreno che è un affare che ce l'ha la signora Enza Ganci e il dottore Gattuso Ugo, che era impiegato in banca. Dici, però questo possiamo fare anche con qualche permuta, però ci vogliono 2, 3, 400 milioni di anticipo per poter avere questa perdita. In trattative di andare avanti, io non c'ho manco una lira, vedi che tu puoi fare tu, che è un affare che è il nostro futuro. E mi sono convinto, avevo qualche cosa messo da parte, allora avevo molta fiducia nelle banche, mi sono fatto a Credito Italiano e a Banca del Sud, ricordo bene, Banca Nazionale del Lavoro, delle scoperture per 3-4 mesi, praticamente me l'hanno concesse una 20, una 30 e abbiamo praticamente fatto il nostro punto. Presidente, mi consente di interrompere il test? Perché la domanda non era questa, poi se lei, scusa, se lei ritiene io lo faccio continuare. Scusi, continui avvocato, faccia la domanda successiva. La domanda era più specifica, lei già queste cose ce l'ha raccontate ieri. Lei ha detto però che ha avuto uno stato di succubanza, lei si è definito il fesso della situazione, quello che pagava, eccetera. Questo, mi scusi, questo è avvenuto sin dall'inizio, da quando lei è entrato in questa società? Ha risposto anche a questa domanda. No, devo rispondere ancora una cosa, lei, signor Presidente, mi consente. Praticamente il terreno a detta di Spandinato del Gattuso, che poi è stato arrestato quando è stato sequestrato il cantiere, non è costato 800 milioni come aveva affermato Spandinato, praticamente, ma il terreno era costato 600 milioni e non 800 milioni, quindi 200 milioni li ha preso il signor Spandinato, che ho saputo dopo dal Gattuso e da altre persone. E il terreno praticamente c'era un lotto intercluso, un lotto che non si poteva entrare, e il Spandinato e il Gattuso avevano detto che grazie al Timpanaro davano il terreno, 1000 metri di terreno per entrare, che erano dati ai prati per poter entrare. Invece non è successo, che invece grazie al Timpanaro abbiamo dovuto dare circa 4 appartamenti con mansarde e garage. Quindi già la prima truffa, diciamo, del signore mio amico Giuseppe Spandinato è stata già dall'inizio. Bene. E quindi lei si è reso conto subito di questo? Dopo quanto tempo dal suo ingresso, scusi, dopo quanto tempo dal suo ingresso nell'ASCO si rese conto di questo? Dopo un anno. Quindi siamo... dopo quanto tempo? Lei si rese conto di questa truffa iniziale? Un anno non è messo. Un anno, quindi siamo più o meno al 74. Bene. E lei che cosa ha fatto appena ha saputo di questa truffa? Ha presentato querela, denunce? Non devo fare niente, avvocato. Perché? Tutti i soldi erano investiti miei, non avevo più niente, continuavo ad andare avanti nella speranza di ripigliare. Scusi, lei scopre di essere stato preso in giro, truffato da parte dei suoi soci e non fa niente? E che potevo fare, avvocato? No, lei non me lo deve domandare a me. Lei mi dica, ho fatto qualcosa oppure non ho fatto niente. Come li potevo recuperare i soldi? Mi scusi, anche che non sia perché io non devo rispondere alle sue domande. I mezzi ci sarebbero, perché se lei lo fa, lo querela, lo fa condannare per truffa, ha diritto a essere risarcito, ha diritto all'annullamento di determinati atti. Io ne ho fatte decine per estorsione. Lei ha denunciato Spandinato nel 74? No, ad altre persone, ma sono state tutte archiviate e inevase. Scusi, Tutta una documentazione che lo posso dimostrare. lei ha scoperto di essere stato truffato da Spandinato? Bene, l'ha denunciato, l'ha querelato? No. Bene, perché? Perché non potevo più farli, se lo denunziavo. Le cause civili, sa come vanno, poi i tempi erano quelli, erano altri tempi, non sono i tempi di ora, e quindi ho fatto un piso per tipo gioco. Lo dicevo. Gliel'ha contestato lei a Spandinato? Quando io mi lamentavo con Spandinato, mio fratello diceva di volersi uscire
messo collo per l'altro, l'indomani c'era tutto a posto, non c'era più niente di estorsione. Quindi come abbiamo detto io... Questo nel 74-75? 76, questo dopo, 77-78 dov'è? Le estorsioni sono nel 77-78, va bene. E invece io mi scusi, ma io devo tornare su un argomento che lei, sul quale lei non ha risposto, non dico che l'ha eluso, ma comunque non ha risposto. Dico, lei quantomeno a Spampinato la contestò che aveva scoperto di essere stato truffato? Certo, poi ve lo dico dopo un anno e mezzo davanti. Certo, senti, tu lo sai il terreno, ti sei messo con Gattuso d'accordo, non è stato, perché a me mi ha riferito la signora Gancenza, che era la moglie del Gattuso, perché la proprietaria era la signora Gancenza, il Gattuso era il marito, non aveva solo la procura, praticamente. Sì. Io ho anche degli effetti che io li posso esibire, firmata dalla signora Enza Ganci di allora, e lei nel contesto che si dimostrò e nei confronti mi conosceva, per me era una brava persona in Italia, purtroppo ho saputo che mio marito si è messo d'accordo con lo Spampinato, invece di 600 milioni, il terreno costato 800 milioni. Ha finito? Sì, sì. Allora senta, lei sostiene che la truffa a Spampinato gliel'avrebbe fatta in concorso con il dottore Gattuso? Sì, sì. Bene. Lei non ha pensato che il dottore Gattuso ha una posizione tale che l'avrebbe potuto risarcire il danno? Il dottore Gattuso? Sì. E che prova avevo io, avvocato? Mi scusi. Rispondeva, che prova avevo io? Io voglio sapere, lei poco fa, No, scusi, mi faccia, io non devo rispondere a lei, Presidente, vuole ricordare al teste che la sua posizione è quella di imputato in reato connesso e che io sono un avvocato? Mi faccia sta cortesia. Signori, non ho nulla da ricordare perché la forma della risposta non cambia il contenuto della risposta. Cioè dire che prove avevo o dire non avevo nessuna prova per me è la stessa cosa, sul piano del significato. Quindi, siccome non è la prima volta che il teste risponde in forma interrogativa nei confronti dell'avvocato, io ho ritenuto di essere stato leso nella mia dignità professionale. Se lei non l'ha accolto, ne prendo atto. Posso proseguire? Certamente. Bene. Lei poco fa però aveva detto che non si era rivolto, non aveva querelato Spampinato perché Spampinato non poteva risarcirle nulla. Lo ricorda questo? Sì, signore. Mentre invece per Gattuso è diversa la motivazione. Posso rispondere? Certo, questa è la domanda. Le dico la stessa cosa. Io non avevo nessuna prova per cui potevo dimostrare che Spampinato mi aveva truffato. Questo era praticamente. Perché praticamente lo stesso fatto me l'aveva detto Salvatore Massimino, che il terreno gliel'avevano offerto prima a lui per 600 milioni e il Salvatore Massimino ha visto che le licenze erano fasulle e non l'ha preso. Lo sto ricordando in questo momento questo. Le dico anche questo, che lei la può chiamare come testi, che sia Massimino Salvatore ha trattato questo terreno di via 20 settembre 25 di San Gregorio di Catania. Comunque, senta, in che periodo lei è stato... Scusi se la interrompo ancora, io le voglio raccomandare, signor Litrico, anche per la forma, di adottare le forme più rispettose, perché devo dare atto all'avvocato Strano che sta conducendo in controesame nella forma più rispettosa per la sua persona, che cosa che esige altrettanto rispetto da parte sua. La ringrazio, Presidente. Senta, lei che periodo ha iniziato ad essere parte offesa o parte lesa di usura? In che periodo ha subito usura? Da quale anno più o meno? Presidente, se lei mi consente di riservarmi proseguire il controesame dopo qualche collega, io in questo momento avrei finito. Allora, proseguiamo con gli altri interventi. Si dovrebbe disattivare quel microfono, per favore. Perfetto. Avvocato Russo? Si sente? Sì. Signor Litrico, lei all'udienza di ieri ha ricordato di un certo prestito usurario fattole da tale Puglisi Salvatore
anche ricordato una vicenda nella quale lei avrebbe subito delle pressioni, per non dire minacce, e ha riferito pure di aver saputo dal Puglisi Salvatore che il denaro che le era stato consegnato in tutto o in parte, adesso non so essere preciso, fosse di appartenenza a Marcello D'Agata. Lo ricorda questo? Sì, signore. Lei ha anche detto di essere stato presentato, cioè che il Marcello D'Agata le fu presentato dal signor Puglisi. Ricorda anche questo? Ho detto che una volta il Puglisi mi trascinò di forza al distributore del benzinaio. Sì. Continui. E cosa accadde? Questo che accadde che Marcello D'Agata mi disse dei soldi che devi dare al Puglisi e basta. Il Puglisi mi minacciava spesse volte, mi ha minacciato diverse volte, alle 6:30 di mattina è venuto a casa mia, mi ha invitato a salire in macchina. Ho capito, no, non è questo che intendevo sapere, signor Litrico. Allora io più che altro la mia domanda tende a sapere, a parte ciò che le disse il Puglisi sulla provenienza del denaro che le era stato prestato a suo dire usurariamente, lei nel momento in cui venne a contatto con il D'Agata vuol dirci cosa accadde, se D'Agata disse qualcosa, se espresse opinioni, formulò giudizi, le diede notizie, cioè lei con D'Agata fu soltanto un incontro, una presentazione, oppure si parlò di questo prestito? Il Puglisi mi buttò, dice, senti, o lui mi ha detto, i soldi sono di Marcello D'Agata, io ti ci presento, effettivamente il Marcello D'Agata non mi intimidò né mi fece minacce, dice vedi i soldi al signor Puglisi, ho detto senti io gli ho dati Mi perdoni signor, questo l'ho sentito e credo che l'hanno percepito tutti. Allora io desidero sapere se D'Agata o se lei in quell'occasione dal parte del signor D'Agata ebbe la conferma che i soldi che le erano stati dati dal Puglisi fossero di appartenenza del D'Agata. Il Puglisi non ha detto finalmente ho capito, finalmente va bene, l'ho capito. Ora lei dice però il D'Agata lo avrebbe invitato, se ho capito bene, a restituire questo denaro al Puglisi? Sì, mi disse che gliene devi dare perché gliene dai, quello è un poveraggio, gli devi dare i soldi. Ho capito. Siccome lei poco fa ha detto è stata sua iniziativa e spontaneamente a mia domanda che non era stato indirizzato a questo, lei ha detto D'Agata però non mi minacciò né mi disse altro, è così? Sì. Bene, quindi questo suggerimento è stato, cos'è, una sorta di consiglio, di preghiera? Come l'ha inteso? In che senso fu fatto? Ci dia i soldi perché lui ha bisogno di soldi. Vabbè, ha bisogno di soldi. Va bene, no? Ho capito. E poi gliel'ha dati. Le chiedo scusa, lei ricorda in che epoca sarebbe avvenuto questo incontro? Ma penso che sia stato 88, 89. La pregherei perché io capisco 88, 89. Ecco, il più possibile preciso. Sì. 88-89. Sicuramente dall'88 al 90, sicuramente. 88-90. Sì. Io lo posso precisare in altra sede perché c'ho... in altra sede io non avrò il piacere. No, lasci per... Ho degli assegni, le fotocopie di assegni. Ascolti, signor Litrico, mi scusi, ho capito, però purtroppo siccome queste dimostrazioni, ripeto, lei ha diritto di farle queste precisazioni, la informo purtroppo che siccome io non potrò aspettarmi mai da lei che me li porti questa documentazione, quindi si limiti a rispondere alla domanda nei termini in cui... Allora, per quanto riguarda l'epoca, lei poco fa, dunque stava dicendo 88, tra l'88 e il 90, in quel periodo lei era già soggetto, insomma era entrato in un gioco che purtroppo la costringeva a chiedere denaro in prestito. E da quanto tempo? 86-87. 86-87 sarebbe l'epoca in cui lei si sarebbe indebitato, avrebbe cominciato... Ho capito. Chiedo scusa, lei a quell'epoca era titolare di beni immobili, proprietario, aveva delle possidenze? Cosa possedeva se... possedevo un appartamento di mia moglie che poi l'ho venduto per pagare il usuario. No, scusi, io le ho chiesto un'altra cosa. Cosa possedeva? Che fine hanno fatto questi beni? Poi se glielo chiedo, se lei mi consente, il controesame... sta rispondendo. No, mi scusi, il controesame lo conduco io. Lui tende a chiarire di più,
Ma io Sì, gradisco... ma lei non può fermare il test mentre sta rispondendo. Ah, se Come ha risponde fatto a cosa poc'anzi. che non l'ho chiesto non lo posso fermare. Signori, Mi consente. prosegua, Avvocato Russo. Grazie Presidente. Dunque, dicevo, lei aveva quindi questo appartamento che era intestato a sua moglie? Sì, signore. E dove si trovava? In via Carnazza 2. Pressappoco che valore? Ma Valore di mercato. valeva sui 150 milioni, però l'ho dovuto vendere per circa 100 milioni. Vabbè, comunque valeva 150 milioni. Possedeva altri beni immobili? Sì, avevo qualche bene immobile all'Asco e l'ho venduto anche. Qualche bene immobile all'Asco? In 2 o 3 appartamenti all'Asco. E il valore complessivo approssimativo di questi appartamenti? Complessivo saranno loro per 120, 140 milioni. 120-140? Sì. Ed erano, dico, ciascuno? Prego? Ciascuno degli appartamenti? Sì. Scusi, Poi aveva altre possidenze? Sì, signore. Cosa? Una villa a Figarazzi, un terreno a Pedara, un altro appartamento in via Regina Bianca. Un uomo però Sì? sono sotto sequestro delle banche perché sono stato dichiarato fallito in maggio 1990. Oh, sì, maggio 1990. Mi scusi, parlava di una villa di San Gregorio? Ho sentito bene? No, Figarazzi. Figarazzi, mi scusi. Comune di Acicastello. Era una villa di, non lo so, una piccola villa, una grande villa? Che tipo? Una grande villa. Pressappoco valore di mercato? Valore del mercato, praticamente io ho comprato questo terreno. No, il valore di mercato della villa. Io devo dire tutto quanto il valore. Faccia come vuole. La villa sarà 500 milioni. A quell'epoca? A quell'epoca io il terreno lo comprai 5 metri di terreno, che era zona agricola, quindi si potevano costruire solo 4 anni, 22 milioni dal commendatore qualunque. Poi man mano lo costruì in economia, l'ho speso altri 150 milioni. Per un totale, quindi, ha detto lei, di mercato di circa 500-600, ho sentito... No, ho speso circa 170 milioni. Ho capito. Mi scusi, di quanti vani pressappoco si componeva questa villa? Ci sono, prima inizialmente è stato fatto praticamente 5 vani, perché era terreno agricolo, quindi la casa in cui si doveva, il progetto era approvato come casa rurale. Poi man mano quando c'è stato l'ordinatore abbiamo fatto il sotto e quindi ci sono altri vani praticamente. Ho capito. Le chiedo scusa, questa villa in quel periodo era sottoposta a qualche limitazione della proprietà, era ipotecata, c'erano dei privilegi? Il mutuo del credito fondiario. Solo il mutuo? Cioè apparteneva a lei? A chi era intestata? A me e mia moglie. A lei e sua moglie. Altre possidenze oltre quelle che ha elencato fino ad oggi? Fino adesso, mi scusi? Ho capito. Io per il momento... Mi scusi. Abbiamo fatto la divisione. Che sotto sequestro della curatela del giudice fallimentare. Le chiedo scusa, signor Litrico, anche se questi in fondo sono dei particolari sui quali lei può non ricordar bene. Non vorrei che la mia domanda fosse generica, cerco di formularla il più precisamente possibile in modo che lei possa rispondere agevolmente. In questo torno di tempo, intendo dire negli anni che vanno dall'85 al 90, ecco, per essere lei, il suo tenore di vita, ad esempio, possedeva delle autovetture? Che autovetture possedeva? Possedeva queste autovetture per le scuole guida, 6, 7, delle E i suoi figli che età avevano all'epoca? I miei figli avevano, ora ce l'hanno 30, quindi nell'85 ne avevano 20. E suo figlio possedeva delle autovetture, erano intestate a lui? Mio figlio sì. Sì, aveva una Maserati? Sì, signore. Le chiedo scusa, lei, sua moglie era casalinga o lavorava? No, era casalinga. Era casalinga. Lei collaborava, faceva la contabilità da me perché è diplomata di ragioneria. Certo. Scusi, in casa, visto che lei dove abitava in quel periodo? Nella villa di Figarazzi che ha nominato? C'era del personale di servizio, aveva delle cameriere, dei camerieri, dei domestici? Ma al primo tempo sì, l'ho avuto, poi non ho potuto. Quanti? Allora le chiedo, il massimo, c'è stato un momento in cui aveva molto personale di servizio che naturalmente pagava? No, molto personale, aveva una persona di servizio. Una sola? Una persona con un marito che stava lì, no, che non lo pagava praticamente. Ci avevamo dato un anteventante che c'era lì praticamente. Vabbè, per il momento mi basta. La ringrazio, signor Litrico.
Presidente, se consente. L'avvocato Giuffrida sono. Come? Siamo qua. Sì. Mi scusi, signor Litrico, lei ieri sera, se ben ricordo, a una domanda del pubblico ministero ha risposto di avere conosciuto, incontrato 2 o 3 volte il signor Ercolano Giuseppe. E poi avrebbe aggiunto che le risultava che alcuni box costruiti dalla ditta insieme allo Spambinato sarebbero stati venduti a Ercolano. È sicuro di questo? No, io ho detto di fatti ieri sera, avvocato Giuffrida, ho detto ieri sera, io ho delle piante, ce l'ho a casa, diciamo, che siccome poi quando sono uscito dall'ASCO, praticamente per vedere quando abbiamo fatto fare una perizia giurata al tribunale, alla procura, praticamente, e abbiamo portato tutte anche le volumetrie dei box, dei garagi e delle cose che sono rimaste alla ditta ASCO, e quindi in queste ipotesi c'erano 2 o 3 praticamente di queste ipotesi che da penna, con calligrafia del genero del signor Spambinato, con accorsi all'orino, c'è scritto Ercolano. Ho capito. Lui gestiva tutti i compromessi, le cose, e quindi c'è scritto questo. Io non so se sia stato fatto atto pubblico, quando c'era l'amministratore, atto pubblico a Ercolano non c'è stato fatto. Ho capito, e in ogni caso lei quello che sta precisando, me lo ribadisca, c'era scritto solo Ercolano, senza ulteriore specificazione. Sì, signore, deve essere anche un altro chiunque. Va bene, la ringrazio, non ho altre domande. Avvocatessa Danna. Sì, grazie Presidente. Signor Litrico, io desideravo che lei mi desse alcune risposte precise su alcuni argomenti. E probabilmente, Presidente, chiedo scusa, mi ripeterò nelle argomentazioni dei signori avvocati, ma la mia memoria è molto labile in queste cose. Lei quando ha conosciuto il signor Campanella? 75-76 conosciuto. In che occasione, signor Litrico? Ma l'occasione l'ho conosciuto nella Fontanova Spambinato Giuseppe, il mio socio. E andiamo alla questione dell'ASCO. Chi erano i soci dell'ASCO? Inizialmente ero io, Gattuso Ugo, il proprietario, il venditore del terreno, e mio fratello Spambinato. Le posso dire anche le cose se le vorrei dire. No, non ci interessano, non ci interessano. Desideravo sapere, ad un certo punto lei dice, gli si è fatto presente che bisognava regalare questa mansarda a Campanella. Ricordo bene, signor Litrico? Chi glielo disse che bisognava partecipare il Campanella di questa mansarda? Spambinato e con la Corsandone, Sì. Quando furono consegnati per l'abitabilità questi appartamenti? Credo nell'80-82. Nell'80-82. Sì, quella specifica che lei asserisce essere stata regalata al Campanella, quando? Era la Palazzina D, ritengo 80-82. 80-82. Sa chi andò ad abitare in questa mansarda? Chi c'è da abitare, io veramente non glielo posso dire, non ricordo. Ma fu abitata, ricorda se fu abitata o è rimasta sfitta o c'è andata ad abitare il signor Campanella? Questi particolari li ricorda? Non signor, non posso essere preciso. Quindi lei non ne ha conoscenza? No, io sono a conoscenza solo perché ho firmato l'atto pubblico alla sorella, che sono Dacio Cavalieri, nel febbraio dell'89. L'atto pubblico alla sorella dice nell'anno? 89. Sa come si chiama la sorella? No. Oltre alla sorella partecipò qualcun altro all'atto pubblico? Non ricordo. Non lo ricorda. E di che dimensioni è questa mansarda? Ma la mansarda sarà un 75 metri quadri. E il valore allora della mansarda? Allora era sui 20 milioni a questo livello. Sui 20 milioni. Sui 20 milioni. Andiamo alla scene della Costa Azzurra. Può indicarmi per cortesia il periodo o ricordarmi il periodo di queste scene? Queste scene, diciamo, l'ho detto che sono stati pochi. E praticamente sono stati intorno al 75, 76, 74 a 76. Non mi ricordo bene il periodo.
Dal 74 al 76. E a che titolo partecipava pure il signor Campanella? Ma Spalminato, sempre Spalminato, sempre io mi dicevo tutto Spalminato, mi diceva Carletto Campanella, no, sempre, e mi ricordo anche in quel periodo, alcuni giorni, alcuni mesi prima, avevamo ricevuto una telefonata estortiva, e allora Spalminato mi disse: ora non ti preoccupare, io lo dico a Carletto e sistemiamo la cosa. Sì, non era questa la risposta, perché altrimenti dovremmo ipotizzare che in queste scene si parlava di questa estorsione, quindi non della questione dell'Asco. Dico, per l'Asco cosa c'entrava il signor Campanella? Che mi pare di aver capito prima che queste riunioni erano fatte per sistemare una certa situazione esistente all'Asco, no? Anche per questo. Cioè la edificabilità di questa... Il disse questo, diciamo, per ottenere le nuove licenze. Veramente il Campanella partecipava, Spalminato diceva: ci portiamo a Carletto e ci può essere uso anche per un consiglio, o siccome lui è molto conosciuto anche dal dottore che abbiamo detto prima. Dal? Scusi? Dal dottore Lucchese. Dal dottore Lucchese, sì. E basta, per questo. Ho capito. Vediamo. Lei ha detto prima che ha aperto anche un'attività di un bar. L'ha detto ieri sera, chiedo scusa, non prima. Io? Sì. Un'attività, un bar? Io? Sì, ha gestito un bar. Sì, no, era una stazione di servizio con annesso bar. Quindi era un bar all'interno di una stazione di servizio. Parlava del fatto, in che anno, chiedo scusa? Dal 73 in poi. Dal 73 in poi, sì. E in che anno lei chiese i finanziamenti alla ditta Lorè, se non sbaglio, tramite il signor Campanella, per l'avvio alla pubblicità del caffè Lorè? Praticamente nelle 89-90. Nell'89-90. E cosa gli fu risposto? Lei a chi li chiese? Io li ho chiesti, prima ne ho parlato con Carletto, che eravamo, così io lo conoscevo, come ho detto che non lo conoscevo. Dice: vai da Filippo, che conoscevo anche, di che fai presente la situazione. Sì, chiedo scusa, sa che lavoro faceva il signor Campanella? No, io lo vedevo spesse volte alla torrefazione. Lo vedeva spesse volte alla... No, mi riferito una volta, se ricordo bene, il signor Lorè, che era praticamente, non so, capo piazza, capo aria della ditta. Io lavoravo per la ditta, però le mansioni non me le ricordo bene. No, non gliel'ho chieste. Qualche volta che ci andavo, le molte volte che ci sono andato, spesso lo vedevo lì, lo salutavo. E lei li chiese quindi al signor Campanella questi finanziamenti pubblicitari? Pubblicitario, ho detto: ho bisogno di una certa somma. So che le altre ditte, la Torisi ed altre, la Rabbi Caffè, eccetera, danno prestiti senza praticamente interessi o con minimi interessi ai bar che producono abbastanza caffè, con l'obbligo di comprare il bar a questo caffè. Io ne ho parlato poi con il Barone e mi disse che questo non era possibile, perché lui era impegnato con tantissimi altri bar e quindi non mi voleva favorire. Sì. Senta, signor Litrico, a me è rimasto un dubbio, ma lei perché chiedeva questi soldi? Cioè, qual era la sua necessità? Non quella del bar in generale, cioè intanto a quanto ammonta l'intero debito che lei aveva con le persone? Chiaramente non con le banche, ma con le persone che lei ritiene abbiano fatto... Prego. Sì. O con me, specificatamente, con tutti gli usurari? Con tutte le persone che lei ritiene abbiano fatto interessi usurari. 1,5 miliardi, 2 miliardi, penso. Iniziale capitale, 5-6 milioni, poi è arrivato a 2 miliardi. Tanto il fallimento della banca per 2 miliardi e 20 milioni. Quindi lei ha detto che è fallito nel... Maggio 90. Quindi c'è una dichiarazione di fallimento dei suoi danni? Sì, signora. Nel maggio 90. Siamo con legge la Gazzetta Ufficiale. Sì.
lei durante l'esame, anzi il contraesame dei vari avvocati che si sono succeduti prima di me, ha parlato di una perizia estimativa. E lei ricorda il contenuto di questa perizia estimativa? Sì, no, la perizia estimativa l'abbiamo fatto fare io e il signor Spambinato. È stata fatta dall'ingegnere. Chiedo scusa, signor Litrico, risponderà dopo. Per la sua comprensione e anche per intelligenza mia. Lei parlava prima di un terreno sulla quale poi la ASCO ha costruito delle case, questi 1000 vani, e fu acquistato, se non erro, in condizione agricola, cioè non aveva nessun piano di edificabilità. No, quando l'abbiamo acquistato aveva delle licenze edilizie, di che 7 edilizie, però l'atto del vecchio proprietario risultava terreno agricolo, sì. Però poi era stato trasformato in, non lo so come l'hanno fatto, c'era sì. questa licenza, non lo ricordo, infatti poi sono state modificate, lasciate altre licenze, invece 17 sono state. Quindi sì, mi pare di aver capito che voi acquistate in condizioni di non edificabilità. No, c'erano i progetti. C'era il progetto, ma era stato approvato il progetto? Sì, signora, quindi era tutto sono state rilasciate dal Comune di San Gregorio di Catania numero 17 licenze edilizie. Numero 17 licenze edilizie. Non ho capito allora perché lei parla di un certo volo pindarico per cui si arriva ad esagerare il valore poi dell'immobile. A me era sembrato che voi aveste acquistato in condizioni di non edificabilità e poi, come per incanto, si verificano le concessioni edilizie per poter edificare. Praticamente, come dicevo il signor Spambinato, queste licenze, come dicevo, ho detto ieri, sono state fatte, così mi è stato riferito, poi dopo, in una notte, da un certo ingegnere Adamo, professore di scuola. Quindi praticamente, siccome in quel periodo il Comune di San Gregorio si doveva fare il piano regolatore, nelle more non so che l'hanno approvato subito, in un mese, 2 mesi, e quindi noi abbiamo comprato il terreno con le licenze edilizie approvate. Poi non so se il signor Spambinato era a conoscenza, perché io sconoscevo nel campo edilizio, non ne capivo completamente niente, quindi mi fidavo di quello che mi diceva Spambinato praticamente. Poi lui, anche lui, dopo 3-4 mesi, ma anche dopo 6-7 mesi, si è accorto, mi disse: dai, le licenze non sono buone, dobbiamo fare una variante, praticamente dobbiamo presentare una variante al progetto, alla licenza iniziale. E questa variante in cosa consisteva? La variante si doveva dormire un po' la cubatura, perché allora c'era stato messo anche, praticamente è stato preso il terreno della ditta limitrofa per settimanare i prati, praticamente il terreno che non era di nostra proprietà, invece nel progetto è stato inserito come se fosse di proprietà del venditore. E questo terreno limitrofo nella quale poi la ASCO ha costruito, sì, aveva la concessione di edilizia? Sì, signori, addirittura esistevano delle potenziine su questo terreno che non era di proprietà della ditta che ha avuto rilasciare le licenze, che allora è stato Enza Ganci Gattuso 1. Per il momento ho finito, grazie. Intervento successivo. Signor Presidente, l'Avvocato Culisano, desidero soltanto porre 2 domande. Ieri sera, dopo il mio controesame, il signor Mangion mi ha fornito alcuni particolari che io desidererei che mi chiarisse il signor Litrico. Signor Litrico, lei ha detto che il signor Mangion l'ha incontrato 2 volte, Mangion Francesco. Quante volte l'ha incontrato lei, signor Mangion Francesco? 3 volte l'avevo incontrato anche quando ero a Caccia di Bivocca, sto ricordando ora. E 2 volte lo incontrai, una volta lo incontrai alla concessionaria, alla Nicchigare, e qualche altra volta lo incontravo, una volta penso l'abbiamo incontrato all'Asco, ai cantieri dell'Asco. Che venne da solo o in compagnia? Non mi ricordo, penso da solo. Nel cantiere? Prego? Nel cantiere, dico. Sì. Mentre nella concessionaria? Una volta l'ho visto quando io avevo comprato il vino da mia moglie, se ricordo bene.
E lei ieri ha parlato anche che titolare della concessionaria era Nani Antonino? Dopo, sì, prima era il generale Abruzzese e poi ho avuto contatto con la Maserati da signor Nani. Lo conosce personalmente? Sì, signore, l'ho visto una decina di volte. Anche di più, ci incontravamo sempre, passava, andavamo in caffè tantissime volte. E che attività svolgeva il signor Nania? So che era il titolare della Nicchigar, di questa concessionaria, prima della Milimino e poi della Maserati fino al 90, credo che l'ho saputo, poi dopo non lo so, più visto. Le risulta che il signor Nania avesse collegamenti con ambienti, usiamo l'eufemismo, poco puliti? No, a me non mi risulta. Grazie, ho finito. Libera. Lei ha detto ieri che ha visto Samperi Severino Claudio in compagnia di Campanella Calogero presso i locali della torrefazione Lorè. Vuole dire in che anno è accaduto questo? È stato nel 1988. Lei ha avuto occasione di leggere atti o verbali di altri processi relativi all'oggetto del presente processo? Lei ha avuto contatti con altri collaboranti? Contatti? No. Da quando sono a Roma, nemmeno a Catania. Prima? No, completamente. È stato detenuto insieme a collaboranti o persone che successivamente si sono pentite? No. Ne è sicuro? Se sono pentiti no. Non ricordo, avvocato, ma penso di no. Se ricordo bene. Ma c'è qualche Signor Litrico, Presidente, c'è un fastidio al microfono, non capisco. No. Signor Litrico, che tipo... Posso dire quando ero, ho incontrato Mangione, Franco Ferreira, Cappello e poi altro, non mi sto ricordando, quindi non mi ricordo. Ma dove le ha incontrati queste cose? Senta, signor Litrico, che titolo di studio c'ha? Licenza media. Senta, signor Litrico, lei ieri parlava di un prestito di 300 milioni che ebbe a ricevere da una banca e che ha ottenuto. La Dittasco. Sì, la Dittasco. Questi 300 milioni sono stati investiti tutti nell'impresa? Sì, signore. Sì, praticamente li abbiamo dato addirittura a Gattuso Ugo come soldi. Quindi questo prestito non venne rilasciato alla persona Litrico, ma a questa società? Alle imprese era un'anticipazione su un futuro preso per mutuo praticamente. Non ricordo se tutto è stato dato alla Gattuso perché avevamo anche dei debiti da pagare, dei fornitori, operai, non mi ricordo ora come è stato impiegato. Senta, Prego. quante volte è stato sentito dall'autorità giudiziaria? Cioè dalla magistratura o dalla polizia? Dalla magistratura. Ma diverse volte, tantissime volte, anche per altri fatti, non solo per questo. E dalla polizia? La polizia anche, qualche volta non tanto sentito dalla DIA, dalla polizia. E per le vicende di questo processo quante volte è stato sentito? Ma se ricordo bene 6 volte, 7 volte, non lo ricordo bene. L'ultima volta quando risale? L'ultima volta penso che risalga. C'è opposizione alla domanda, Presidente, anche perché deve fare una valutazione se quella dichiarazione è attinente a questo singolo procedimento. Mi scusi, vuole ripetere l'avvocato Libero? Ho detto l'ultima volta quando risale, ho chiesto l'ultima volta quando è stato Sì, ma il sentito. chiedo scusa. Non mi pare che sia... Chiedo scusa, avvocato. non si possa porre. Chiedo scusa così chiarisco il mio intervento.
era finalizzato a sapere quante volte è stato sentito nell'ambito di questo procedimento. No, io voglio solo sondare il test, la veridicità del test, Presidente. Il test non può valutare quante volte è stato sentito in questo procedimento perché non conosce quali degli atti sono stati. Ma io gli ho chiesto l'ultima volta. Scusate, io ho sentito che l'ultima domanda, cioè la domanda era quando... L'ultima volta quando è stato sentito? Questo può rispondere. No, scusi, in generale. In generale. In generale questo processo? In generale. Nel 95 credo, circa un anno fa, sono stato sentito dalla dottoressa Panzano, poi qualche volta il dottore Vignelli, una volta. No, ma io mi scusi, io le ho chiesto l'ultima volta. L'ultima volta penso che sia stato o il dottore Vignelli, penso. Sì, quanto tempo fa? Ma 4 mesi, 5 mesi, a luglio penso che sia stato, non lo ricordo come si chiama. È stato mai presidente di una commissione di concorso per bidelli bandito dal Comune di Catania? Sì, signore. Lei ha un processo, oppure ha avuto un processo per concussione con riferimento ad un concorso per bidello bandito dal Comune di Catania? Sì, signore. In che periodo sono avvenuti questi fatti? Ma penso nel 90, 91. Ricorda quanti milioni ognuno di questi aspiranti bidelli gli ha versato? Non ha versato niente al mio avvocato e questo fatto io, se me l'ha dato la facoltà, no, non posso rispondere perché dovrei prendere altre persone, si prolungherebbe molto, poi io risponderò quando ci sarà l'appello del processo, eccetera. Ma lei è stato assolto o condannato in questo processo?